che si dorme veramente bene. A parte forse un fiato di incubi, perché sinceramente sia io a fare la pista nera, cioè guarda che la rossa è stata tostina per certe cose, solo che ero preso dall'adrenalina e tutto, quindi ho passato anche punti esposti e tutto, però siamo tutti consapevoli che in GoPro non si capisce perché ha una lente grandangolare e quindi tutte le altezze e le ripidità vengono completamente appiattite, è una caratteristica dei tipi di lenti grandangolari. Cosa mi porto via oggi? Solo la GoPro e questa bellissima cintura anti-pickpocket che ho da molto, è elasticizzata, l'avevo già fatto vedere più volte, è comodissima e dentro ci metto le chiavi del camper e le 2 batterie di scorta della GoPro, basta. Ok, stanno arrivando vari van life con le mountain bike. Bene, direi che la bici è pronta, bella pulita. Wow, guarda la bici del mio amico, è una e-bike, ma è finissima, sembra una bici normale, ha la batteria da 700. La sua è questa. Pensa che questa sembra una bici normale, in realtà è un e-bike e ha la batteria da 700, ripeto, da 700 fioi, la mia è da 500. All the way down to here, 300 meters of elevation. You go up here and down. Right. There's a little extension to the Black 4. Sono simpaticissimi qua al negozio. Partenza fioi. If sometimes you listen me talk in Italian, it's because of the camera. Yeah, no, that's all good. You'll also hear me talking to the camera. Fantastico. Rather than you as well. Okay, ragazzi, Kev ha un canale YouTube, Stupid Monkey Kev. Yes. Lo trovate su YouTube e su Instagram. Lui organizza tra l'altro anche giri di enduro, cose un po' da matti. Questo fioio è il nuovo DJI Neo 2. Cioè, guarda che giocattolino, è piccolissimo. Ma che roba! It is good sometimes, and then sometimes it will crash into a tree. Oh, also with the sensors. Yes. Here we are. Eccoci qua, abbiamo anche il follower digitale che serve il drone 8. Ecco, si diceva che non era il massimo con gli alberi. Corre! Fatica stai dietro, io dal fiatone. Almeno ogni tanto c'è un po' di discesa. Visto che abbiamo perso Kev, d'altronde è abbastanza un pro e io invece sono abbastanza amatoriale. Nice. And yeah. So this bike is on. See you at the end. Ha detto che lui questa la conosce molto bene, quindi ha detto andrà veloce perché lui qua ci fa le gare e quindi niente, a casa sua. Poi ripeto, è un pro il ragazzo. E andiamo via tranquilli, così abbiamo tempo anche per guardare la strada. Qua, ok. Hop. Yeah, but my enduro trail goes down there, you see. Whoop. Oh, fioi, guarda dove siamo. Guarda dove è lui. Io credevo anche di pettare, ma quando ti metti a confronto con un pro, cioè ti semina. Ok fioi, qua inizia la nera, se non ci vedremo più è stato bello, goodbye, auf Wiedersehen, ciao. I think it's very beautiful. Ultrallenati, ti semina di brutto, abbastanza salita, i posti. Qua siamo proprio nel cuore della foresta del Galloway, nella natura più sconfinata, non ci sono case, non c'è nulla. Save the big power for the big hill at the far end. Ok. We are still not arrived to the big hill. No. And then you have to go up a big slab, and most people walk the slab, so... Okay, I try, otherwise I walk. Yeah, but 98% of people Yeah?
walk up the Ok, slab. I'm part of the 91. Allora, dove la pioggerellina? È difficile stare lì dentro, molto difficile. Anche perché arrivi a certi punti che non conosci. Cioè dici, oh, cosa c'è di là? Il salto c'è tipo qua. Cosa c'è qua? Qua c'è che stavo cadendo. Sono fatta. Cazzo, ero verticale. Vabbè, peccato che in GoPro non capite, fiore. Questa bici è fenomenale, fatti i freni quando si bagna. Piove, fantastico. Fantastico per le salite sul granito. Ah, I understand what you mean. Ok, no, by fit. Guarda qua, è abbastanza sdriscioso. So, I didn't get up. I got to there. I went across and then stopped there and pushed this bit. Yeah. Qua no, mi rassicura perché mi ha detto e ripetuto che comunque nessuno la fa quella lì. Nitti e can. Maledetto anteriore. Appena compati. Prima volta che vado, porco che mi cupo. Vabbè, a parte che mi cupo, qui c'è dettagli. Ma è la prima volta che vado nel wild senza la paura degli orsi, dei lupi, cioè proprio così, in relax. I love that these trucks. Yeah. Pausa de vato. Vabbè, cioè, dai, di cosa stiamo parlando? Vabbè, non potevo portarla a Sani visto la sala giochi, diciamo, che era prevista oggi. Wow, un sogno realizzato. Un sogno realizzato, non riesco a capire come mai la sento sempre la mia terra, non lo so. Ho fatto anche delle ricerche sugli alberi genealogici, eccetera, non c'entra un cazzo. Io sono estremamente veneto con qualche discendenza germanica. Oh. Vabbè, fiori, e perciò intendo anche me stesso. Accontentatevi della qualità audio e video, non mi interessa. Preferisco viverla la vita che portarmi dietro quel carro armato di macchina fotografica, che per carità dà di quelle riprese da film, non si discute, però prima di riprendere il film secondo me bisogna viverlo, altrimenti non è più un film, è una regia. Wow. Wow, just wow, nothing else, nothing more, solo ed esclusivamente wow, nient'altro. Ora fiori, il cambio elettrico. Ah, ok, che può anche, beh, quella anche la mia, sì, è l'assistenza per andare avanti. Yeah, I have the same, a little bit accelerator. Yeah. Fantastic. Just by pressing the button. Fantastico, allora ha detto che col cambio elettronico quando tu cambi alla cambiata ti dà un attimo di potenza, di picco in più, perché lei dice se tu scali significa che hai la salita, devi salire su, hai capito? Trazzati, ogni tanto i trail sarebbero le tracce si integrano con le piste da gravel, queste qua. 1 to 10, how do you rate this track? I really like this area. It's one of my favourites because I also have a lot of like emotional attachments to here. Oh. I have built trails, one that comes down this. Eccoci qua, tutto un piccolo. Oh! So I changed the battery. Yeah. So you see the Yeah. blue arrow and then the blue arrow? Little bit of power because there's no screen. Fantastico, lui no bigger. praticamente ha la Insta360 Go 3, cioè fantastico, praticamente lui usa questo qui alla fine è la batteria e il display che puoi anche girare dietro, no? Fa il flip, diciamo, no? Per farsi riprendersi, farsi i selfie, e dopo guarda è microscopica. Unbelievable, it's really very Yeah, and you little. can still like use a selfie stick. for the accessories. Abbiamo il follower digitale e lui batte le mani e il follower digitale lo followa. Here we go. Boom.
sul telaio, cazzo era verticalissimo, e qua se è black c'è un motivo, se è black c'è un motivo. Guarda, dove è andato? Io dove andrò? Wow. E adesso qua. Ok, ha perso il follower digitale. O lui va là, si fa vedere, si rigira e lo risegue, vedi? Credo che sia. Che telaiata! This is a line up here. Quella, fa facile, ma cazzo, la mia prima nera. Ok. My name was Yuri. Fai il freno, fai il tuo. Un falco, come si dice falco? Something like eagle. Di qua, poi di qua, così e così. Definitely go this way, because there you'll get your exposure. Too much. But I'm going to ride down here. Perché c'è anche il falco che gira a lei in alto. Poi un'aquila, non un falco. Le aquile le vedremo nelle Highlands quando andremo più a nord. Ecco il pazzo col falco dietro. No, vabbè, sei serio? Oh mio Dio, è serio. Oh mio Dio, è serio. Non so se si capisce in camera, è dritto. Unbelievable. I had a little bit of wheel spin on the top. Unbelievable. Carlo mi dice che questa salita si chiama l'Earth Attack, significa l'infarto. Speriamo di no, che bello che riuscito. Ok Kev, if this one is the Heart Attack, I invite to you to try Val d'Ubbiadene. Non ce la farò mai! Ho detto, è scivolosissimo. Yeah, it's wet, I have no grip. This is the top. The top of the till? Yes. Okay. See, it's not that bad. Yeah, pretty quiet. And now, although it sort of rolls, 20 minutes of down. Okay. Just flowing, some little ups, down, some boardwalk. Fall down. Here we go. Stagli tu dietro a Kev. Porca miseria. Wow. Dentro. Here we are. Ok. Incredibile. Siamo sempre di più sta cazzo di bici. Vaccino per Covid e malattie varie. Wow, momento panorama ed ora momento il bettaggine. Momento panorama.
Oh, momento panorama. Momento panorama. Ok. No, vabbè. Amo da morire sta roba. No, vabbè. Non l'avrei pensato. Wow. Un misto relax ed enduro pesante, bellissimo. Questo è il relax. Dove sono? Questa traccia mi do 10. Preso di qua. Wow. Cazzo era quella cosa là che ho appena fatto. Panorama time. Wow. Coffee, passing. Quindi era fatta benissimo. Cos'è sta roba? E come dice Hemingway, now it's back to black. Wow, saltone inaspettato. Vedo che questa esperienza mi resterà macchiata a fuoco veramente, cioè, no, guarda che bello il panorama mentre mi occupo. Ma che roba, cioè, sono nella mia Scozia, nelle parti più selvagge, con la bici dei miei sogni, a fare cose stupide. Devo cambiare la batteria della GoPro, però poi è ora di cambiare la batteria. Ok, questo è un po' extreme per i miei taste. Rendiamoci conto dove siamo. La mia prima pista nera, e guarda che razza di panorama che c'è laggiù. Fantastico, adrenalina pura, fioi. Andiamo, fioi. Non so se vi rendete conto, non so se si capisce cosa diavolo ho fatto, però è sicuro che è tanta roba. The house of someone. Yeah, maybe. It lost me. Was the most beautiful ride of my life. It is very lovely scenery here. No, ma non c'erano punti esposti, no, guarda, a sinistra. Cos'è quello a sinistra? Niente, guarda, niente proprio, guarda. Wow! No. Wow. Wow. Abbastanza. Vai. Grande Yuri, mitico, un grande, big.
ok. Questo è in mezzo alle scatole. Wow. Okay, 1, 2. Oh, il telaio. We continue to the Yeah. black. Yeah. Yeah. La. Counter, right? Ok, for this. Wow! Questo se lo spremuta sta bici. Wow! Il sogno! Wow! Wait, ho sbagliato strada, aspetta, mi ricongiungo, credo che sia questa, non trovo Kev, è là, Off the red. yeah, I lost you. Yeah. Allora, ciao Albero. Yeah. Wow. Ripartita! Io ve lo vedo. Just to the side there, that little, when I run the races, we do from the top, comes out there, joins onto this, and then does this bottom section. Ok, una piccola variante, meno posteriore, che sta lavorando egregiamente, quindi mi sento molto sicuro. Poi mentre l'anteriore fa un po' schifetto. The root of all evil. Ok, promette molto bene. Ok, soprattutto perché non ho grip. Oh. Ok, tutto perché va bene, dai, che te devo dire. Aveva fatto 30, facciamo 31. You're alive! Yeah, it's just some point I didn't have a grip. Yeah. Vita veramente fantastica, consigliatissima a chi è Monaco. Ok amore, divertiti, ma stai sempre attento. Io tra mezz'ora, anche meno, sono al lavoro e ci aggiorniamo alle 7, va bene? Sì, arrivati. Robe da film, cioè proprio robe estreme, bellissimo, estrema. Sì, vabbè, c'era anche scritto. Mi hanno offerto il dolcetto tipico Maltesers. Mai visto? Oh, thank you. Malteser. Io facevo tanti problemi, in realtà, guarda, c'è anche il lusso di lavarsi la bici per non smerdare il camper, voglio dire. No, stone cold. No, la. Super, come nuova. Ok, eccoci sani e salvi. Pensa che tra i miei sogni c'era sì quello di fare i giretti tranquilli panoramici, però dicevo, cazzo, se trovo una bella pista un po' da divertirsi, magari trovo qualcuno e ci vado assieme, io caro sono andato a trovare la miglior persona che avessi mai potuto trovare, cioè un pro che fa gare di enduro qui e che ha costruito lui le piste, cioè, e noi abbiamo fatto un po' e un po'. Paradiso delle mountain bike, io ti saluto e ricordo la mia predilezione per i viaggi in Scozia. Io forse un po' troppo severamente ho spesso detto e ripetuto che per me è l'unico posto dove vale la pena viaggiare la Scozia. Per carità, ovviamente è una considerazione assolutamente personale, ci mancherebbe. In quanto, ecco, anche finito la batteria della GoPro, comunque stavo dicendo, in quanto vedo un'estrema
differenza culturale negli approcci tra le persone e via discorrendo, il che mi fa sentire veramente fuori casa. In più, contemporaneamente, questa diversità è una diversità piacevole, costruttiva, sicura, hai capito? Cioè, non voglio dire, non è che sto andando in mezzo ai talebani che mi puntano bazooka a coltelli. That's why I love Scotland. Ecco il motivo per cui amo la Scozia. Ciao Fioi, ci vediamo alla prossima. In effetti, con la filosofia di Kev, le strade diventano più facili, perché lui dice comunque sono single track, quindi ci deve passare un mezzo alla volta, quindi ci passa tranquillamente un camion, è vero? Ok, forse sono finito in una ciclabile, ma cosa volete che vi dica? Questa però è un'inculata sta strada, perché non c'ha i passing porco zio. Quindi se arriva qualcuno, pausa spesa. Sainsbury's again. Vero supermercato tipico, ci sono anche molti Aldi, ma figurati se vuoi l'Aldi. Cioè, nel senso, andrai sui suoi tipici, no? Ok, ora che ho finito di prendere le minchiate posso leggere anche la lista della spesa. Sapete che per il burro ci vanno giù pesante, cioè scaffali solo per il burro. Spam, 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 spam. Il Kinder Surprise. Velocissimamente. Acqua, che costa tipo un botto, cioè tipo 5-6 euro una cassa di acqua. Baghettina, patatine 1, patatine 2, insalata Italian style, questo perché non c'era la rucola, banane, melanzana da fare alla pizzaiola, infatti mozzarella e finalmente una passata di pomodoro normale senza niente, gli hamburger, una onion, una seguea, una sioia, insomma una cipolla, un fiade apple per spessare a fame, che sarebbe i pomi, che sarebbero le mele. Ciao, subito una, molto buona. Cicolata per le fette biscottate, non ho mai trovato le fette biscottate. Bacardi cola, un po' di cicolata, una torta formaggio e seguea, formaggio e cipolla, biscotti, credo alla cannella, no, ginger snaps, la cannella e cinnamon, ginger powder, non mi ricordo cos'è. Il ginger sì, è quella radice che si mangia e si usa contro la nausea, però powder, ad ogni modo, tenne, che è quella sua tipica kifalori, con l'acqua e il grano delle Highlands, e poi la stella, la quale è una birra belga, però ho un ricordo di tanti anni fa, di quando a una tavolata di scozzesi dissi che avevamo la stella lì in ristorante e loro, stella, fuck yeah, stella, vabbè, sarà buona, sarà sua, che piacerà, e invece no, è belga, però è molto apprezzata dagli scozzesi. Ho finito, se te vuoi vedere, ancora passata il pomodoro. Ok, speriamo bene. Qui era segnato come distributore di GPL e non vedo il prezzo. Cazzo, era là che rincoglionito. Beh, ha fatto difficoltà anche il tipo, perché non si riusciva a chiudere, cioè ma è colpa della sua pompa, no del mio adattatore. 21 litri e 29, ho fatto fuori metà pieno. La principale è la A75, che per loro è un'autostrada, è una strada ad una corsia per senso di marcia, però passa di quei panorami, guarda, molto pecoreschi, a Piegore, e estremamente rilassanti, non ancora scenografici, assolutamente no. Indovina dove che te sto portando? Indovina, si accettano scommesse. Sta pianta gialla qua che vedi, quella con i fioretti gialli, guarda la quante che ghinè, è molto tipica, l'ho vista, cioè la trovi veramente sempre e ovunque. Ma che me ne dimentichi, vi sto portando nel punto più a sud in assoluto della Scozia. Direi, ma com'è possibile? Cioè, se sei arrivato da sud? No, è che è una penisola. Ara al mare, vedi tu? Aspetta che non caschiamo anche a basso, che quasi è stretta la strada. Ara che acqua trasparente, ara che robe. Tenti dove che vi porto. Siamo quasi arrivati. Aravacche, però ancora quelle normali, non ci sono ancora quelle scozzesi col pelo lungo. Guarda dove che si è messa i van life. Sì, era il parcheggio dove dovevo mettermi, però no, ne ho trovato un altro più tattico. Attenti adesso. Certo c'è da vedere se prendo, se no ho paura che devo tornare indietro là. Poi ste parti me le giro in bici, insomma, dai. Aspetta, ora qua dove mi metto, fammi il caffè un attimo. Sì, guarda, manca 12 km, però sinceramente Fioi sto prendendo sonno, non per le strade ma perché
perché è stato molto impegnativo. Sono state giornate molto impegnative. Qua è scura l'acqua, tu mi dirai ma guarda che bella vista ufficio. No, aspetta, dopo. Aspetta, intanto che mi faccio il caffè della Van Life faccio anche un speed test per vedere già qui com'è internet. 20 megabit in download e 10 in upload, più che sufficiente per lavorare. Però aspetta a cantare vittoria che ancora arrivare. Adoro sempre di più questi squarciagomme che li hai visti nelle vecchie puntate, che servono a mantenere ognuno dentro la propria corsia. Cavolo, e così è veramente un piacere, cioè sai che viaggi e non ti arriva qualcuno in contromano. Guardate intanto il panorama mentre dico contromano, guardate ancora come che sia situation. Guarda che bella giornata. No, devo dire che veramente da quando sono sbarcato in Inghilterra tutto è andato infinitamente oltre le aspettative, cioè tutti i posti, i parcheggi che mi ero segnato, le cose che volevo fare, tutto proprio, cioè è stata una lotteria per il momento. E dopo magari vabbè, insomma, sarà anche più normale. Eccoci, Drummore, letteralmente ancora tamburi. Vabbè, qua si parcheggia. Tra 200 metri, svolta a destra e prendi guarda Defender Defender. Ho visto, sì, ho visto P-Defender qua che è in concessionaria di Defender. Arete accesita mentre dico concessionaria di Defender. Vai, sì, un fiai saita. Cosa sei la fetta? Guarda che paesini, eccolo là, guarda che già lo vedi. Vabbè, ma te lo vedi poi con calma, dai, non spoileriamo nulla, non alettoniamo nulla. Però qua si può dire spoilerare perché qua si parla inglese. Mamma mia, che cartone animato! Non so quanto sto schifo di telefono renderà l'idea, però resteranno i miei ricordi. Va bene, dai, anche le single track le abbiamo provate, ci sono i passing place che sono comunque quelle piazzole dove ti metti per far passare gli altri, tipo un fia qua, un fia là, ok? Quindi pure che il panorama, quindi nulla di che, sarà che ormai sono abituato a fare mona in enduro con la bici e quindi tutto il resto è wow. Cosa sto vedendo? Cos'è? Eccoci qua, siamo quasi arrivati nella mia nuova casa, nel Mull of Galway. Wow, uno dei mulini più famosi al mondo, forse il più famoso. Wow, guarda che là in fondo. Wow, ecco qua, inauguriamo il mio primo passing place, ossia la piazzola per far passare che altri. Ciao capo, che figata. No vabbè, cioè, vabbè, ci passo solo io, ma ci sono solo io, voglio dire. Cioè, guarda, zero traffico, è domenica oggi, è domenica, è Sunday. Ok, giusto un po' di calma perché qua non stiamo facendo enduro, quindi prendi la larga qua. Dio Van Life. Io abiterò lì. Capisci cos'è servito pianificarsi da mesi questa esperienza? Perché so come funziona e ripeto, è il senso del mio canale, lo dice anche il nome, le puntine del mondo, le puntine, i pin GPS, e se no diventa sempre tutto un'esperienza di merda, hai capito? E non ti trovi parcheggio e non c'è niente di bello da vedere. Ah, in figa, guarda qua, se non è robe belle da vedere, porca troia. Wow. Adesso mi giro perché devo avere la finestra magica che guarda di là. Lo faccio dopo il speed test, vai mona, devo vedere sì, la situation, che mi pare molto bene. Very well, definitely yes, my house. Wow, incrociamo le dita, ora farò lo speed test perché qua volevo rimanerci sinceramente per un po', perché sono proprio fisicamente molto provato, gambe, spalle, tutto, ore di sonno, perché quando vado in giro spremo sempre oltre al massimo, quindi insomma c'ho anche dei limiti,
devo fermarmi, quindi sì, lavoro, riposo, qualche camminatina, non so se farò il giro in bici qua, l'avevo messo ma forse lo annullo, credo che farò qualche passeggiata lungo la costa, là, da che bande là. 15 megabit di download e 15 megabit in upload, è sempre più che sufficiente per lavorare, quindi sono strafelice. Frigo pieno, bombolone GPL pieno, tutto pieno, bello, wow. Sarà un'estate molto varia, nel senso che non ho pianificato solo cose wild, ho fatto un po' di tutto, ma lo vedrai insomma. Allora, io ho deciso che abito qui, questa è la mia casa. È fantastico. Bene, ed ora direi che mi sono meritatissimo una birra. Zac, visto ufficio, no, che mi pare a Ferragni, Dio caro, controllo, vista ufficio, insomma io. Ok, perfetto, fa vedere, ogni tanto aro de A, ok, che do una rata di qua, ogni tanto una rata di A, e quando ho il riscaldamento acceso, che sarebbe non mettere l'oscurante, perché insomma il sole quando batte nei vetri scalda un botto, gosto visuale qua. Ok, se cucino questa va bene, che così se vieni qua sai anche le viste che avrai. Qua se non hai i vetri rigati come i miei avrai comunque del prato e dal cesso, che di solito go vista meglio, stavolta no, stavolta go il van life là e aspetta che verso il biso, sì, ma va fuori. Ok, è giunta l'ora e lo voglio fare come ai vecchi tempi, ossia con il burro. L'Anchor è quello tipico suo. Non è neanche a gusto bestemare qua, perché non le capisce nessuno. Guarda, questo qua barchetta, la vedo a barchetta, ha mainato le vele, che termini, no? Quasi pirateschi. E adesso si mette a dormire qua, guardate. Anche lui probabilmente non le mona e ha detto questa è un'insenatura. Qua ovviamente tira un vento alla Madonna, perché insomma ti sente una penisola sull'oceano, cioè su una lingua di terra. Quindi dentro questa insenatura si è riparati. Io credo che se nelle mie cose è sempre tutto perfetto è perché non ascolto la gente che dice che sono un maniacale, che sono un ossessionato, eccetera. No, Dio caro, la vita non ti regala un cazzo. Devi usare il cervello, organizzarti, cercare, valutare. Solo così riesci a avere il meglio dalla vita. Non puoi andare alla cazzo. Alla cazzo ti prendi quel cazzo che arriva.